I pidocchi delle balene sono crostacei parassiti della famiglia Ciamide, che vivono esclusivamente sulla pelle delle balene. Non sono veri pidocchi, altrimenti sarebbero insetti, ma piccoli crostacei simili agli isopodi. Corpo appiattito, con zampe uncinate che permettono loro di aggrapparsi alla pelle della balena. Dimensioni generalmente fra i 5 e i 15 mm. Alimentazione. Si nutrono di pelle, muco e detriti organici presenti sulle balene. Habitat. Vivono in fessure della pelle, in cicatrici o in aree con callosità, specialmente nelle balene franche. Sono commensali o parassiti obbligati, cioè vivono esclusivamente sulle balene e non possono sopravvivere altrove. Alcune specie di balene, come la balena franca e obalena, hanno callosità sulla testa che ospitano grandi colonie di questi crostacei. La distribuzione dei pidocchi sulla pelle può persino aiutare i ricercatori a identificare singoli individui. In breve, i pidocchi delle balene sono piccoli crostacei che vivono sulla pelle dei cetacei senza causarne la morte, ma possono causare irritazioni o infezioni se in grande numero.